Operazione della Polizia Locale di Vicenza contro il business dei tassisti abusivi in città. Un mese di indagine ha consentito di individuare 13 soggetti, 5 quelli, tutti senegalesi, per i quali dopo un mese di appostamenti e pedinamenti sono finiti nella rete degli agenti ad incastrarli anche foto e video. Nei loro confronti si è proceduto al sequestro del mezzo, alla sospensione della patente e ad una sanzione amministrativa che va dai 1.800 euro agli 8.000. È un colpo duro che abbiamo cercato su segnalazione dei tassisti irregolari che lanciavano da anni questo grido d'allarme. Noi l'abbiamo raccolto, grazie ai NOS e grazie alle pattuglie sul territorio siamo riusciti a dare un colpo importante. Un'azione mirata partita anche a seguito di un crescendo della tensione fatta di insulti e minacce tra i tassisti autorizzati e quelli abusivi. Quando si incrociavano parecchi attimi di tensione, comunque grazie alle telecamere e anche all'attività di indagine siamo riusciti a individuare questi luoghi che andavano dalla stazione verso Viale Milano e si ritrovavano lì e siamo riusciti a intervenire. Le tariffe erano più che convenienti, tra i 5 e i 15 euro a seconda del giro. I 5 nei guai effettuavano anche una trentina di corse al giorno. Uno squillo al cellulare e il tassista abusivo raggiungeva il cliente nigeriano o dei paesi dell'est oppure arrivava direttamente nel punto di ritrovo, il piazzale di un distributore di benzina tra Viale Milano e Piazzale Bologna, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e il suo parcheggio. Questi si muovevano per tutta la città e anche fuori città, non avevano zone ben precise, si muovevano da est a ovest a seconda delle esigenze del cliente e portavano addirittura i clienti a fare la spesa al centro commerciale Palladio o all'Auchan e li attendevano fuori per fare le loro commissioni. Reticenti alcuni clienti, in particolare i nigeriani uomini, mentre quelli dell'est Europa e le donne hanno confermato agli agenti le avvenute transazioni. L'operazione ha avuto l'effetto sperato e già in circolazione si vedono meno taxi abusivi, ma il Comune ha intenzione di trasmettere il tutto alla Procura per eventuali azioni penali e fiscali.